Benvenuti alle lezioni di siciliano degli E Romeo. Mi presento, sono il professore Francesco Giacalone, meglio noto come Ciccio Quasetta. Qui vi insegneremo la nobile arte del dialetto siciliano, con i più importanti e famosi modi e proverbi della nostra amata isola. Così quando anche voi sarete in giro il sabato sera e vedrete una ragazzina di 13 anni vestita in minigonna e tacco a spillo, saprete di poter dire «Ci volo vento in chiesa, ma no castute cannile!» Iniziamo subito con il primo proverbio siciliano. Prima di passare alla spiegazione, ci godremo in esclusiva per noi l'interpretazione di questo detto siciliano dall'attore famigerato ed eclettico Petru Zicca, conosciuto dal suo pubblico italiano col nome di Pietro Pene, o ancor meglio conosciuto dal suo vastissimo pubblico internazionale col nome di Peter Dick. A lei la parola, signor Petro. La 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 la. Conosci tunno un pommone riquadrato e manco pisci spada. Conosci turno un pommore riquadrato, teoria antievoluzionistica secondo la quale un individuo che nasce con dei caratteri peculiari, nonostante i suoi sforzi di cambiare il suo destino, il suo status socio-economico, semplicemente il fatto di essere un buono a nulla, non riuscirà mai nella sua impresa. Ma manco che boom! Passiamo ora alla lezione sui modi di fare siciliani. Poniamo la seguente situazione. Vi trovate al pranzo domenicale, arrivati dolci, il vostro amico vi futta di faccia e faccia all'ultimo cannolo di ricotta rimasto e guardandovi dritto negli occhi vi dice «Minchia, ma sai che sti cannoli sono veramente buone?» E allora voi lì sì che potrete rispondere nella seguente maniera. Erigersi piantando saldamente i piedi per terra, appoggiare il proprio peso su un fianco a vostra scelta, indicare il soggetto scroccone di cannoli premendo l'indice sul pollice, quindi fissare con sguardo minaccioso e finalmente esclamare «Sciunzo!». La lezione giunge al termine. Non dimenticare di scrivere qui sotto nei commenti un modo o un proverbio siciliano che vorresti venga trattato nel prossimo video e successivamente interpretato dal nostro attore famigeratissimo Petru Zicca. Soprattutto non dimenticare di condividere questo video con i tuoi amici perché altrimenti sei uno... Sciunzo!